Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Antonino Nino Cosentino, l'assassino reo confesso di Francesco Ilardi, un allevatore di pollame di 52 anni di Aci Sant'Antonio, è stato condannato a rimanere in custodia con l'accusa di omicidio e possesso illegale di arma da fuoco. Durante l'udienza istruttoria, l'indagato Nino Cosentino ha confermato tutto ciò che aveva già detto nel suo interrogatorio col pubblico ministero Francesco Rio. 2 uomini di Favara sono stati assolti dall'accusa di furto aggravato di acqua dal Tribunale di Agrigento, presieduto dal giudice Jacopo Mazzullo. Secondo l'accusa, i 2 avrebbero sottratto una grande quantità di acqua dal 2016 al 2021 senza pagare il dovuto. Gli imputati avevano effettuato un allaccio diretto alla rete idrica collegandosi alla cisterna condominiale senza la stipula di un regolare contratto. I militari dell'ufficio circondariale marittimo di Riposto sono intervenuti a Fondachello, dove sono stati scoperti materiali e strutture di un preesistente stabilimento balneare emersi dopo le violente mareggiate che hanno colpito il versante ionico. Tali materiali erano sepolti sotto l'arenile e in evidente stato di abbandono. Pertanto si è proceduto al sequestro dell'area di circa 2000 metri quadrati. Una donna affascinante e molto colta, questa e molto altro era Giovanna Bongiorno, come la descrive chi l'ha conosciuta, la voce della Sicilia. La sua recente scomparsa ha riempito i social media di messaggi di condoglianze. Era una persona poliedrica che ha lavorato come regista, giornalista, fotografa e documentarista, raccontando le storie del patrimonio culturale della Sicilia. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14.